E buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve, salve a tutti, benvenuti, bentrovati. Sono le ore 11 e 12 minuti di questo venerdì 9 maggio 2025. Salve a tutti, salve a tutti. Io sto finendo di fare le ultime cose perché con un countdown così rapido, diciamo, ho messo un minutino di countdown, sto molto stretto con tutte le cose che bisogna organizzare prima di far partire una live sul PC. Comunque ci siamo, anche oggi dobbiamo fare una live di Reni Retro e volevo fare una prova perché mi voglio levare una curiosità, ok? Quindi diciamo che questa live è più, diciamo, per me, però la voglio fare insieme a voi perché magari può essere anche di interesse pubblico, ovvero voglio installare un'altra distro Linux che secondo me è molto simile, se non la stessa, di un'altra distro che già abbiamo visto e abbiamo installato in live, nell'ultima mia live dell'altro ieri, se non erro. Ok? Quindi durante questa live andremo ad installare in una macchina virtuale, in una virtual machine, quella che diciamo si chiama la distro Linux FX, ok? La versione 11 25.04.3, 25.04.3, ok? Però diciamo, come già ho fatto nelle le altre volte, andiamo prima a vedere ovviamente come è composto il mio computer di base, cioè l'hardware del computer, non quello della macchina virtuale ma quello vero, diciamo l'hardware attuale della mia macchina con cui sto facendo sia la live e sia dovremo andare a installare dentro VirtualBox questa macchina virtuale. Quindi per questo motivo c'è un software dedicato che si chiama Specci. Un attimo che Restream non me lo trova e allora facciamo subito una cosa, guardate, facciamo così e lo rilanciamo perché si vede che era già attivo e quindi diciamo OBS non rilevava la finestra. Allora lo sto rilanciando e vediamo se, ecco, adesso OBS l'ha rilevato e quindi facciamo una breve transizione. Eccola qua e abbiamo Specci qui, diciamo, qui al lato. Allora qui è riassunto, diciamo, è riassunto tutto l'hardware che compone la mia macchina attuale. Allora andiamo a rivedere. Io sono affezionato, come sapete, al sistema operativo Windows 7 Professional 64 bit con Service Pack 1 e tutti gli aggiornamenti che erano disponibili fino a quando non è finito il supporto. CPU Intel Core i5 4670 di quarta generazione a 3,4 GHz, RAM 16 GB in dual channel DDR3. La motherboard è una Asus H87M Plus con socket 1150. La scheda grafica, come abbiamo già visto, ho qui sempre anche il packaging, eccolo qui, Asus GeForce GTX 750 Ti, installata diciamo da poco, tanti hard disk come storage, unità ottiche, c'è un lettore DVD HLDT ST, un LG e un TSST Corporation masterizzatore DVD, e poi c'è la scheda audio integrata su scheda madre, la Realtek High Definition Audio, ok?
Andiamo a vedere i dettagli della CPU. Ha 4 core e 4 threads, non è altro che un semplicissimo Core i5 di quarta generazione a 3,4 GHz, quindi diciamo non è overclockato, non ha cose particolari. Ok, per quanto riguarda la scheda video, eccola qua, questi sono i dettagli della scheda video. Questa è una scheda molto molto buona, tra l'altro marca Asus, a cui io sono molto affezionato, e sta funzionando correttamente. Andiamo a vedere la scheda madre, che è quella Asus, sempre tra l'altro del 2012, quindi ed è sempre acceso praticamente questo PC. Lo vedete anche dalle live che faccio e dai video che posto quasi tutti i giorni. Prima era tutti i giorni, adesso sto cercando di stargli dietro. Più tardi dovrò pubblicare un altro video, diciamo un'altra compilation musicale. Vedremo perché di lavoro ce n'è tanto da portare avanti. Come vedete qui c'ho un ammasso di riviste, dobbiamo fare anche lo sfogliamo insieme di altre 4 riviste di Passione Amiga. Lì dietro ci sono delle riviste sempre di Sprea, di cui dobbiamo fare lo sfogliamo insieme, e c'è tanto. Qui c'è un pacco che poi lo voglio aprire insieme a voi durante l'installazione di questo sistema operativo. Ok, quindi andiamo avanti, visto diciamo le caratteristiche di questo PC. Andiamo a vedere direttamente il VirtualBox. Ok, un attimo che anche VirtualBox OBS non me l'ha visto, e vediamo un po' se faccio prima così e poi niente. VirtualBox lo devo chiudere e riaprire, non è un problema assolutamente, perché ci mette veramente poco a chiudere e riaprire VirtualBox. Eccola qui, vi chiedo soltanto un attimo, ecco, così OBS mi può rilevare di nuovo VirtualBox. Non me lo rileva però, allora annulla. Sì, me l'ha rilevato VirtualBox, eccoci qua. Ok, lo devo soltanto rimpicciolire un po'. Perfetto, qui lo ingrandiamo un po' così, sdank, e facciamo la transizione. Allora, ecco diciamo il programma VirtualBox. Tra l'altro, come vi ho detto già nelle altre live, è una versione 7.0, una versione un po' vecchia, proprio perché non so neanche se si riesce ad installare una versione più nuova su Windows 7, non lo so, e quindi diciamo utilizzeremo questa che fino adesso non mi ha mai dato problemi, quindi dovrebbe funzionare tutto correttamente. Come vedete ci sono già 2 virtual machine create. Noi adesso andremo a crearne una ex novo per andare ad installare questo Linux FX. Ok, quindi senza perdere ulteriore tempo clicchiamo su nuova e qui mi si apre una nuova finestra che io adesso vi devo impostare per farvela vedere. Ok, ed ecco, crea una nuova macchina. Ok, ve la ingrandisco come l'altra volta. Ok, e questa è crea una nuova macchina virtuale. Allora, nome Linux FX. Ok, dove la vado a salvare? Io adesso gli dico un'altra cartella, perché le metto, come sapete, sempre dentro lo stesso hard disk. Hard disk P, macchine virtuali, virtual machines, ok, e ci mettiamo, seleziona cartella Linux FX Live, così mi ricordo che era in live. Allora andiamo a selezionare l'immagine ISO, altro, mi si apre la cartella e andiamo a mettere Linux FX 11.25.04.3 Noble, e questo lo riconosce in automatico che è diciamo un Ubuntu 64 bit. Mi dà la spunta verde
sul Linux FX Live e quindi possiamo andare avanti e proseguire. Allora, nome utente Linux FX, ok, la password andiamo a vedere, tanto non c'è, ci mettiamo proprio Linux FX e poi vediamo pure qui sotto se me lo accetta. Linux FX con la L grande, va benissimo così. Linux FX Live tutto attaccato perché lo spazio qui non si può mettere. Linux FX Live, nome dominio va benissimo così, non ci interessa. Per ora i Guest Addons non mi pare che ho questo file ISO installato, devo andare a vedere, non fa niente, per adesso non ce li mettiamo, ma voi metteteli, se avete questa ISO dopo l'installazione di VirtualBox vi mette questa ISO in questa cartella, vediamo un po' se c'è, ci dovrebbe essere, la vado a vedere se c'è dentro Program Files, Oracle VirtualBox, sto andando a vedere un attimino dentro Program Files, Oracle, un attimino, Oracle VirtualBox, dovrebbe stare vbox.iso, c'è, allora noi lo lasciamo, va, così finita l'installazione lui può montare anche quest'altro, diciamo quest'altra unità virtuale e andare a installare gli add-ons. Allora, come memoria di base gli posso dare 8 giga come l'altra volta, 892, 8 giga di RAM, e come processori gliene diamo 2, ok? 2 processori e 8 giga di RAM, dovrebbe essere più che sufficiente. Vedo però che state proprio al limite, io direi di rimpicciolirla ancora un po' questa cioè questa finestra, in modo che si possa vedere correttamente ciò che sto facendo, ok? Quindi abbiamo dato 8 giga di RAM, sì, 8 mega, ciao, 8000 mega, 8 giga di RAM e 2 CPU, 8 giga di RAM e 2 CPU. Ciao Giusimo, benvenuto, come si va? Tutto bene? Mi fa piacere che sei presente a una mia live. Io adesso mi sto dedicando un po' ad installiamo insieme, dopo sfogliamo insieme, installiamo insieme, sto facendo vedere qualche distro Linux di queste gratuite che sono disponibili su internet, e adesso sto provando questa che si chiama Linux FX ed è anche questa strutturata su, diciamo, immagine di Windows 11 o Windows 10, ok? Quindi anche qui si potrà installare tramite Wine gli applicativi per Windows direttamente su un kernel Linux. Andiamo avanti perché poi ne parleremo. Ok, creare il disco, questo è importantissimo, il disco a fisarmonica. Io penso che 25 giga sono più che sufficienti, però gliene do 30, va, 35 giga, via. Allora, questo è un disco dinamico. Che significa disco dinamico? Io lo chiamo disco a fisarmonica. Vuol dire che l'immagine, cioè nella macchina virtuale noi vedremo un hard disk, come se fosse un hard disk fisico. Nella mia macchina reale, questo è un file. Questo file io lo chiamo a fisarmonica, dinamico, cioè più dati ci mettete dentro, più diventa grande. Più dati cancellate da questo durante l'utilizzo della macchina virtuale dal vostro hard disk virtuale, e più il file diventa piccolo, quindi occupa meno spazio. Allora, c'è anche la possibilità di preallocare lo spazio, si guadagna in velocità preallocando lo spazio, però si perde in spazio perché diciamo, il disco viene creato della grandezza che voi impostate qui. Se voi mettete 35 giga e cliccate su preallocazione a dimensione intera, praticamente vi verrà fatto un file di 35 giga, ok? Se invece non fleggate diciamo, quella voce, allora il disco sarà dinamico, cioè man mano che voi scrivete file dentro, il file, diciamo, si ingrandirà, il file vero che sta sulla vostra macchina reale. Se voi cancellate dei file dalla macchina virtuale, allora il file diventerà più piccolo.
ok? A me piace a fisarmonica, piace dinamico e quindi lo lascio così, 35 giga avanti. Ed ecco il riassunto della nostra macchina virtuale, ok? Allora aspettate che ve lo rimpicciolisco così lo vedremo correttamente a video, ok? Ed ecco, questo è il riassunto della nostra macchina virtuale che stiamo per creare cliccando su fine. Si chiama Linux FX Live, è un Ubuntu 64 bit, vabbè, va a prendere l'ISOQuest add-ons dentro il file che sta nel mio disco di sistema, ha un hard disk da 35 giga, due processori e 8 giga di RAM, ok? Quindi questa è la nostra macchina virtuale e clicchiamo su fine per crearla, ok? E vediamo se viene creata ed eccola qui, è stata creata e sta già partendo. Adesso io vi faccio vedere cosa sta succedendo su questa macchina virtuale, ok? Andiamo qua, ok, ed eccoci sulla macchina virtuale, ok? Allora andiamo un po' ad ingrandire e andiamo a portarla un po' più di qua, via, ok. Parte Windows, però vedete Windows 11.25 LTS, quindi questo è Linux, c'è niente da fare, l'hanno chiamato Linux FX, ma è Linux, cioè non c'è niente da fare, è proprio lui. Ma voglio vedere, tanto faccio un'installazione molto rapida e voglio vedere appunto, voglio fare un'installazione rapidissima il più veloce possibile, proprio perché voglio vedere se è proprio la stessa identica cosa oppure se c'è qualche differenza. Allora l'avvio mi sembra proprio identico, cioè veramente identico. Allora mi sembra veramente identico. Sì, a me sembra proprio identico, cioè veramente identico. Niente, allora è proprio lui, è la stessa identica immagine ISO con due nomi diversi. Proviamo a fare l'installazione, ma secondo me questa è identica, quindi vedete, no, è proprio Linux, Windows Linux 11. Secondo me è inutile pure fare questa installazione perché è proprio identica, semmai ce ne facciamo un'altra, va. Lo vedo già da qui che è tutto identico. No, è identico, identico. Vediamo, andiamo avanti, andiamo veloce. La prima voce, avanti. Qual è il tuo nome? Linux FX. Nome utente, Linux FX. Linux FX. Linux FX, accedi automaticamente, avanti, installa. Vediamo un attimo se è veramente, comunque pure l'installazione è proprio identica. No, vabbè, questa è inutile farla, vedete c'è scritto Linux pure lì sopra, quindi questo Linux FX annullo proprio l'installazione, tanto non ci interessa e andiamo proprio ad eliminare immediatamente, vi faccio vedere proprio come si cancella subito una, diciamo, una immagine, una macchina virtuale. Allora, spegni la macchina, ok, gli invia proprio il segnale di uscita di spegnimento e vediamo che viene spenta la macchina e siamo tornati appunto alla nostra virtual machine, ok? Allora noi da qui adesso Linux FX Live andiamo a fare rimuovi e lui mi dice vuoi rimuovere tutto pure i file? Sì, Linux FX voglio eliminare tutto, ok? Allora adesso quindi volevo andare a vedere con voi un'altra virtual machine
andiamo a vedere quella che possiamo. Allora c'è Arch Linux, c'è OpenSUSE, possiamo vedere OpenSUSE oppure un Linux Mint. Andiamo a vedere che altro c'ho, che altro dispongo. Allora, c'è anche Ubuntu. Vogliamo vedere l'ultima versione di Ubuntu? Dai, vediamo l'ultima versione di Ubuntu, eh. Allora, quasi quasi, allora, X Linux Ubuntu. Allora, Ubuntu 25 si chiama. Andiamo a vedere Ubuntu 25. Ubuntu 25. Ok? Dove me la vai a mettere? Altro, e andiamo a metterla sempre dentro lo stesso disco P. Ah, beh, voi non state vedendo quello che sto facendo io, avete ragione, ve lo vado subito a mettere. Devo cambiare sempre la finestra, questa, ok, e ve lo ringrandisco, perfetto. Allora, quindi adesso stavo mettendo qui, allora, Virtual Machines, eccolo, seleziona cartella, andiamo a selezionare l'immagine ISO, altro, proviamo a vedere se me lo vede direttamente addirittura da un disco di rete, ma penso di sì, perché io i dischi di rete ce li ho montati, quindi qua Linux, Ubuntu, Ubuntu 25, Ubuntu 25, ok, Ubuntu 64 bit e va bene così. Qui nome utente Ubuntu 25 lo voglio chiamare, qui mettiamo sempre con la U grande Ubuntu 25, Ubuntu 25, Ubuntu 25, lo spazio non è accettato e così va benissimo. Mettiamoci gli add-ons, ok, vedete Ubuntu 25 e andiamo avanti. Qui anche ci mettiamo sempre 8 giga di RAM, 8 giga 192 e andiamo tranquillamente a dargli due processori. Ok, andiamo avanti, sempre l'hard disk stessa cosa che vi ho detto e andiamo a dare 50 giga da 45, 40 giga, 40 giga di hard disk, 40 giga di hard disk e andremo ad andare avanti. Ok, allora questo è sempre il riassunto della nostra bella macchina virtuale che stiamo per creare e andiamo a vedere, ci andiamo a installare la versione 25 di Ubuntu. Ok, diciamo fine, lui la va a creare e effettua anche l'avvio della macchina. Ok, io quindi vado su VirtualBox e vado a mettere questo, no, ora col VirtualBox. Allora, aspetta, annulla. Allora, qui la macchina virtuale è partita, però ovviamente non me la vede, eccolo, in esecuzione, perfetto, ok. Ed ecco la nostra bella macchina virtuale che sta facendo partire Ubuntu 25.04, ok? Eccoci qua, Ubuntu 25.04 21 41 4581 mi dà lo stesso errore sulla scheda video, lo stesso errore che mi dava anche Linux, che lo sappiamo che Linux è basato su Ubuntu, sul kernel di Ubuntu, quindi è ovvio che magari ci troveremo con gli stessi, con errori molto simili. Allora, andiamo a vedere, sta caricando questa macchina virtuale dall'immagine ISO. In questo caso l'immagine ISO è vero che io ho tutto a gigabit, e quindi è su un disco di rete, su un NAS praticamente. Sono andato a prendere l'immagine ISO da un NAS e quindi diciamo forse via rete ci mette quel poco di tempo in più a fare l'avvio. Allora voglio vedere come state vedendo. Ah, ecco, mi ha caricato i driver della scheda video e quindi era diventato gigantesca questa immagine
e allora noi facciamo così, ok? Allora, ed ecco, questo è il desktop di Ubuntu 25, Preparing Ubuntu in inglese. Vediamo ovviamente di tradurlo immediatamente in italiano. Poi mi dice 9 maggio, però mi dà le 9:36, quindi l'orario è sbagliato perché sono le 11:36. Allora, Preparing Ubuntu, mi dice Preparing Ubuntu e noi attendiamo che venga preparato l'ambiente di installazione di Ubuntu, ok? E adesso sta lavorando quasi totalmente sull'immagine ISO, anzi totalmente sull'immagine ISO, non quasi totalmente, totalmente sull'immagine ISO, ok? Ed eccoci qua, andiamo ad esplorare e allora andiamo a trovare italiano, eccoci qua, scegli la tua lingua, Ubuntu, italiano, avanti. Allora, accessibilità, personalizza Ubuntu in base alle tue esperienze prima della configurazione, poi modificarli in seguito. No, non voglio modificare niente, va bene così. Avanti. Scegliere la disposizione tastiera italiana, va benissimo. Italiano, usa connessione clablata, va benissimo. Avanti. Allora, che cosa vuoi fare? Installare Ubuntu. Ubuntu 25. Avanti. Allora, interattive installation per gli utenti che vogliono essere guidati passo passo durante l'installazione, automated with auto install file per gli utenti avanzati che installano automaticamente vabbè, allora no, noi lasciamo interactive, così mi chiede a me che cosa voglio installare, dove, allora. Default selection, just the essential, web browser and basic utilities, extended. An offline friendly selection of office tools. Sì, sì, voglio fare questa qua, un po' estesa, voglio mettere delle altre utility, vediamo che cosa mi dice. Allora, including but not limited to NVIDIA drivers or similar, download and install support for additional. Questo software è soggetto ai termini di licenza, support for addition no. Allora mettiamoci questo, che io ho la scheda video NVIDIA e mi ci mette tutto software aggiuntivo, ok? Vabbè, il wifi non ce l'ho, vabbè, comunque andiamo avanti. Come vedete è guidata ed è abbastanza semplice, anche se l'installazione, sto notando, è ancora tutta in inglese, con tutto che io gli ho detto che è in italiano. Quindi questa è una cosa degna di nota, che secondo me pecca un po' che non è stata tradotta l'installazione in italiano. How do you want to install Ubuntu? Cancella il disco, installa Ubuntu, va benissimo. Ah, che poi alcune cose sono in italiano, all data, e alcune sono in inglese. Come vedete, questo diciamo è un punto a sfavore di questa distro, perché alcune cose sono in inglese e alcune cose sono in italiano. Come vedete, potete vedere, qui c'è scritto cancella il disco, installa Ubuntu in italiano, sopra però c'è scritto how do you want to install Ubuntu, e sotto invece c'è il warning, all data and partition on the disk will be erased, including operating systems. Quindi dice tutti i dati verranno cancellati, inclusi i sistemi operativi, però lo dice in inglese. Poi c'è altro scritto in italiano invece che other, e sotto for advanced user per customize and disk setups, quindi per fare le partizioni. E poi c'è next che è sempre in inglese, back che è sempre in inglese, però sopra, come vedete, c'è tipo installazione in italiano. Quindi questo setup, questa fase di installazione è parzialmente tradotta in italiano, ok? Quindi caratteristiche avanzate, nessuno, standard file system without encryption. Questo tradotto in italiano significa che non utilizziamo la funzione avanzata di criptazione dei dati sull'hard disk, come abbiamo visto anche su Linux era possibile criptare il disco totalmente, anche il sistema operativo. Nella seconda voce, encrypted with a passphrase,
cioè noi andiamo a criptare con una password. Noi mettiamo nessuno perché non mi va di criptare niente, e quindi qui ci mettiamo Ubuntu 25. Ok, Ubuntu 25 VirtualBox, e qui mettiamo sempre Ubuntu 25 come password, me la dà fragile ovviamente, Ubuntu 25. No, non richiedere la password all'accesso. Vedete che è parzialmente tradotto, mi dice password fragile in italiano, mostra in italiano, scegli una password, però qui sotto c'è scritto require my password to login, use Active Directory è della Microsoft, però diciamo che questa fase di installazione è parzialmente tradotta, e quindi diciamo lasciamo stare. Active Directory è un dominio, quindi uno può anche mettere, se già c'ha un server di dominio dove ci sono degli utenti registrati sul server di dominio, mettiamo use Active Directory e verrà chiesto il nome utente e la password del dominio, dell'utente nel dominio, con anche il nome del dominio a cui si vuole accedere. Ovviamente si devono avere i privilegi per poter accedere a questo dominio. Active Directory è un dominio Microsoft. Andiamo avanti, mi trova che sto a Roma in Europa, va benissimo, e qui è diciamo il review, il summary, è quello che vogliamo dire, il riassunto in italiano. Non mi piace tantissimo questa parte perché è parzialmente in inglese, parzialmente in italiano. Tra l'altro fino adesso i pulsanti erano tutti in inglese, e adesso qui c'è il pulsantone verde con scritto installa in italiano. Quindi noi abbiamo qui un ready to install che è diventato inglese, quindi pronti per l'installazione. Review and choice significa sommario scelte, quelle che sono state fatte. Qui c'è diciamo tutto quanto scritto in inglese, però poi installa è scritto in italiano. No, non ci siamo, diciamo la parte installazione va un po' rivista, è o lasciata totalmente in inglese o tradotta totalmente in italiano. Non si può assolutamente lasciare diciamo un'installazione così parzialmente tradotta che non si capisce niente, perché vabbè, io poi l'inglese lo conosco, diciamo lo mastico, lo ciancico, come diciamo a Roma, come diceva Christian De Sica, però diciamo non va bene assolutamente questa fase di installazione, questo setup così parzialmente tradotto e parzialmente no. Clicchiamo su installa e andiamo, veloce, gratuito e pieno di nuove funzionalità. Ok, adesso mentre noi andiamo a fare l'installazione, io qua faccio copia perché vi voglio riportare in studio, e vi voglio però mettere, allora vediamo un po' qui, incolla riferimento, eccoci. Allora questa me la vado a mettere qui, ok, un po' più piccola, così vediamo a che punto è l'installazione. Ok, allora adesso volevo fare insieme a voi l'unboxing di questa scatola. Ok, non vi ho fatto la transizione. Allora mi scordo pure di la transizione, perché io poi vedo una cosa, voi ne vedete un'altra e non ci capiamo. Meno male che ho la live sul televisore, perché così vedo in gigante quello che stiamo facendo. Allora, questa è una busta, è un pacco che mi è arrivato un paio di giorni fa, ok? Quindi questo pacco diciamo l'ho acquistato un po' di tempo fa e mi è arrivato. Allora andiamo ad aprire questo pacco. Sto aprendo. Allora, io ovviamente so già cosa contiene, poi voi anche, perché sapete la mia azione qual è, quindi qui dentro già sapete cosa ci può stare. Allora andiamo a togliere. Ottimo l'imballo, andiamo, c'ho anche il coltellino, ma c'ho anche le forbicine gialle, ed andiamo a tagliare con le forbicine gialle. Qui non ho tagliato, tagliamo.
tagliamo tutto ed andiamo ad aprire. Vabbè, parecchio scotch, quindi imballo fatto veramente bene. Ok, allora imballo fatto veramente bene per proteggere un solo ed unico disco. E guardate un po', questo è un vinile di Paul McCartney, All the Best, un bel doppio vinile di cui io ho qui l'audiocassetta, se la riesco a trovare. No, sì, forse. No, questi sono i Genesis. Questi sono i Genesis, non c'entrano niente. I Genesis. Aspettate, perché la voglio trovare l'audiocassetta, perché ce l'ho qui proprio a portata di mano. Questo è Sting. No. Ah, sì, forse è questa. Se è questa va bene, se no purtroppo sì. Allora, questa è l'audiocassetta originale, guardate, All the Best, Paul McCartney, vedete? Questa era una bellissima audiocassetta, bella lunga, guardate, audiocassetta rigorosamente originale. Ok, lato B, ve la faccio vedere anche al lato A, guardate. All the Best. Però siccome mi piaceva tantissimo questa compilation, ho voluto prendere anche il vinile All the Best di Paul McCartney, anche perché il vinile è molto più bello, guardate che spettacolo. Gatefold, e adesso ve lo faccio vedere un pezzettino alla volta. Prima questo lato qua, guardate, ve lo faccio mettere a fuoco, e poi di qua, che poi mi sa non è, sì, è doppio vinile? No, sì, questo è il primo vinile, vedete? Questo è il primo vinile, eccolo qui, che più tardi quasi quasi me lo sento. Dentro c'è il vinile, vedete? E poi ci dovrebbe essere quell'altro. No, è singolo? No, eccolo, che sto di? È doppio vinile, eccolo qua. Mazza, questi non sono 180 grammi, saranno manco 100. Forse sono 100 grammi questo vinile. Qui dentro c'è il vinile. E quindi sono due vinili per, diciamo, questa è una compilation, infatti si chiama All the Best di Paul McCartney, e voglio vedere se riesco a farvi mettere a fuoco. Sì, sì, lo metto a fuoco, a voglia. E facciamo come se fossero i titoli di coda, anche se vedo che scatta parecchio perché l'installazione di Ubuntu sta chiedendo un sacco di risorse, con tutto che OBS non sta lavorando chissà quanto. Sei quante, tutte belle, sono proprio veramente tutte le migliori canzoni, tutti i migliori brani di Paul McCartney. Comunque a me anche, soprattutto questi Gatefold mi piacciono veramente tanto, guardate, questa, opla, così ve la metto, tra l'altro è pieno di riflessi, eh, bellissimo, bellissimo questo doppio vinile. Allora, adesso me lo metto a posto, vedete, me le metto qua. Allora, poi dovrò mettere anche il voto al venditore che mi ha mandato questo disco, questo doppio vinile. Ovviamente merita il massimo dei voti perché sta esattamente nelle condizioni dichiarate il vinile, quindi diciamo
si merita veramente un ottimo voto. Io vedo che scatta tutto, una cosa incredibile. Questo Ubuntu si sta mangiando talmente tante risorse che, cioè, veramente esagerate. Non so neanche se si sente bene l'audio, perché, aspettate, forse posso capirlo, se si sente bene l'audio, aspettate, Questo Ubuntu si sta mangiando talmente tante risorse che, cioè, veramente esagerate. Non so neanche se si sente. Beh, si sente a scatti l'audio, Allora parlo un po' più lentamente perché va veramente tutto a scatti. Allora, adesso proviamo. Allora, voglio vedere. No, ma mi va a scatti addirittura quel puntatore del mouse. Mamma mia, quante risorse che richiede, cioè veramente esagerate. Allora, io adesso volevo farvi vedere anche. Adesso andiamo a togliere questo. Elimina. Dove sta? Elimina, elimina, elimina. Ah, scala di filtraggio, filtri, rinomina, rimuovi, no, elimina, rimuovi, sì, ok. E adesso andiamo a vedere un'altra cosa. Ecco, perfetto. Allora, facciamo la transizione. Perfetto. Allora, questo lo rimpiccioliamo leggermente. Ok? Allora vi volevo far vedere di nuovo, diciamo, questo mio nuovo gruppo Telegram dedicato appunto alle distro Linux gratuite. Come vedete, ne ho aggiunte altre anche tra ieri ed oggi, quindi diciamo che sta procedendo abbastanza bene il lavoro di aggiornamento delle ISO che io avevo già scaricato nel 2023, quindi volevo metterci quelle dal 2023 ad oggi, e quindi volevo farvi vedere, diciamo, altre distro che magari neanche conoscete e di cui poi li installiamo insieme a breve. Voglio farvele vedere un po' tutte quante queste distro Linux. Allora, c'è questo CachyOS, 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 vedete questo è il logo ufficiale di CachyOS, è progettato per offrire velocità e stabilità straordinarie, garantendo un'esperienza di elaborazione fluida e piacevole ogni volta che lo si utilizza. Che sia di utenti Linux esperti o alle prime armi, CachyOS è la scelta ideale per chi cerca un sistema operativo potente, personalizzabile e incredibilmente veloce. Ok? Quindi diciamo che salve Mascito, sto facendo l'installazione di Ubuntu 25, però mi sa che in questo caso la mia macchina è veramente troppo vecchia per gestire, diciamo, questo sistema operativo del 2025. Vabbè. Comunque, stiamo vedendo l'installazione e durante l'installazione vi sto facendo vedere anche questo gruppo Telegram nato da pochi giorni, mi pare che l'ho creato il 7 maggio, Quindi CachyOS 25.04.22, c'è sia la versione desktop che la versione Android Edition, che sarebbe la versione portatile, ok? Quindi qui trovate le ISO, è bello pesante sì, Mascito, è un casino sto sistema. Calcola che io nell'ultima mia live ho installato Linux, l'ultima versione, che è poi la stessa cosa anche di Linux FX, sono proprio la stessa identica cosa, cambia il logo, cambia il sito, ma il sistema operativo è sempre Linux, e quello l'ha installato correttamente, anche la live mi ha scattato ma molto poco, per un breve periodo di tempo, proprio mentre stava facendo, diciamo, delle cose molto pesanti sull'hard disk,
allora mi ha scattato un po' la live, ma Linux ha funzionato benissimo, mentre questo Ubuntu, tra l'altro Linux è basato su Ubuntu, questo Ubuntu invece mi sta rallentando, tra l'altro poveraccio OBS che sta facendo lo streaming non si sta prendendo niente, sta al 35% la CPU del, diciamo, di OBS, e quindi boh, è proprio pesante, pesante il sistema operativo. Comunque, vediamo, sta andando avanti, lì lo vedete, la finestra con l'installazione dentro la VirtualBox, vedremo. Allora, quindi andiamo avanti, questo è CachyOS, ed è, come stavo dicendo, c'è anche la versione Handheld Edition 25.04.22, e questa può essere appunto installata anche su PC portatili. Questa è un po' più sconosciuta come distro, però poi la vedremo e vedremo quali sono le sue vere potenzialità. Ok? Per me sono tutte quante molto molto buone, sono tutte quante, ci tengo a dirlo, gratuite, chi più chi meno offrono tutte diverse soluzioni software, anch'esse gratuite, open source, come le volete definire, come programmi di Office, di grafica, di audio, suono, diciamo, sono abbastanza complete, chi più chi meno. Oh, vediamo, qui è comparso qualcosa, andiamo a vedere che cosa è comparso. Oh, dobbiamo riavviare. Allora, quindi diciamo, vi rimetto, poi dopo andremo a rivedere un'altra volta il gruppo. Ok, io e VirtualBox. Ok, e questo è, diciamo, il termine dell'installazione di Ubuntu 25. Proviamo a fare Restart Now. Vediamo quanto ci mette, perché anche diciamo quanto ci mette è importante vedere l'avvio e lo spegnimento. Innanzitutto se danno errori gravi durante l'avvio, se ci sono errori gravi, e poi seconda cosa pure il tempo che ci mette ad avviarsi questa macchina virtuale. Vi vado a ricordare che il file dell'hard disk virtuale, quindi diciamo quello che sul mio PC vero reale è un file, ma nella macchina virtuale è un hard disk, risiede su un disco meccanico serialata USB 3.0, quindi attaccato al mio PC tramite una porta USB 3.0 ed un'interfaccia, diciamo, molto buona USB 3.0. Ok, ecco l'avvio di Ubuntu, tutta diciamo, i messaggi testuali che vengono mostrati in avvio del sistema operativo. Vedete, per adesso ancora non ho visto nessuna schermata rossa, tutti ok. Questi, i vecchi sistemisti, sanno esattamente che cosa vuol dire ogni singola linea che viene mostrata, diciamo, durante l'avvio del sistema operativo. Tra l'altro Linux, sappiamo, proviene da Unix, l'avvio di Unix, tra l'altro Unix nasce come sistema operativo testuale, bisognava andare ad utilizzare il VI, che era un editor di testo molto particolare, per andare a poi editare tutti i file di configurazione che erano file di testo che risiedevano poi dentro diciamo, il file system del sistema operativo. E quindi bisognava andare con la tastiera, diciamo, Unix agli inizi proprio non supportava il mouse, non c'era l'ambiente grafico, venne creato in seguito l'ambiente grafico, e comunque anche quando vennero creati i primissimi ambienti grafici, Gnome, KDE, eccetera, si preferiva sempre andare ad agire da riga di comando. Diciamo, i sistemisti più bravi erano in grado di andare ad operare su un sistema Unix o Linux direttamente da riga di comando, senza mai utilizzare il mouse né un qualsiasi puntatore. Ok? Quindi attendiamo che venga caricato, diciamo, voi lo vedete, sì, perché in basso c'è l'icona dell'hard disk, la primissima icona, quella che lampeggia rosso e verde. Quando è rosso sta scrivendo, quando è verde sta leggendo, è l'hard disk, ok? Quello che nel mio diciamo PC fisico è un file,
ma nella macchina virtuale l'hard disk di sistema, e come vedete sta leggendo e scrivendo parecchi dati per andare a far funzionare e configurare in automatico questo sistema operativo. Ok? Quindi sta facendo questo avvio. Fino adesso, come vedete, ci sono tutti ok, quindi diciamo, l'hardware gli ha risposto positivamente a tutte le chiamate software che vengono fatte, quindi senza dare alcun tipo di errore. Ed ecco che sta inizializzando la scheda video e quindi l'ambiente grafico. Ok? A questo punto siamo arrivati, diciamo, sul desktop di Ubuntu versione 25.04. Allora è comparsa questa schermata e noi clicchiamo su successiva. Qui ci dice benvenuti su Ubuntu 25.04, completa la configurazione con impostazioni aggiuntive e noi lo faremo, sarai operativo in pochissimo tempo. Vai successivo. Ecco, aiuta a migliorare Ubuntu. Per adesso tanto questo io lo avvierò soltanto questa volta e un altro paio di volte, quindi non è necessario inviare a loro dei dati relativi a questa particolare installazione. Quindi aiutaci a migliorare Ubuntu condividendo con noi i dati del tuo sistema. Ciò include cose come il modello della tua macchina, il software installato e la posizione che hai scelto per il tuo fuso orario. Adesso non mi interessa di... Allora, ok, allora questo mi chiede se voglio installare gli aggiornamenti di cui installa ora. E comunque andiamo, quindi mentre ho cliccato installa ora, questo sta lavorando, clicchiamo su successivo anche qua. Inizia con più applicazioni, andiamo sull'App Center per andare a scegliere anche altre applicazioni da installare. Si dovrebbe aprire l'App Center, ok? Eccolo qui, questo è l'App Center con tutte le applicazioni disponibili per questo sistema, per questa versione di sistema operativo. Addirittura c'è Blender, c'è FreeCAD che è una specie di AutoCAD, c'è tanta roba. In primo piano vediamo le più famose: Color Paint, Insomnia, poi questo bisognerebbe andare a vedere di che cosa si tratta. Manifest, no, Minetest. Vabbè, questo bisognerebbe andare a capire che cosa sono. Allora, vabbè, chiudiamo questa finestra e qua facciamo clic su termina. Ok, ho il software aggiornato. Allora, andiamo a vedere, questo c'ha la diciamo barra di avvio, ce l'ha laterale, ma mi sa forse si potrà mettere anche in basso, perché chi è abituato ad avere la barra in basso, vediamo un po'. No, questa è se rimpicciolisce o meno. Va bene, allora sto cercando di capire insieme a voi, perché io questa è la primissima volta che utilizzo questa versione di Ubuntu. Vediamo se c'è stato messo qualcosa di Word. Non mi pare. Ah sì, LibreOffice. Ok, LibreOffice Word. LibreOffice è famosissimo, sono anni e anni e anni che esiste. La community di LibreOffice aggiorna sempre, diciamo, questa suite, pacchetto che somiglia moltissimo a Microsoft Office. Tra l'altro esiste anche per Windows e soprattutto ovviamente per Linux. E come vedete il caricamento è molto veloce su una macchina virtuale, soprattutto su un PC così datato come quello che sto usando io, ve l'ho fatto vedere. Allora, devi provare distro con KDE oppure con XFCE, sono molto più leggeri come desktop environments. La barra di utility è così fastidiosa di lato, sì è vero, a me dà fastidio di lato, mi ricorda, allora vedete, io apro parentesi, chiudo parentesi, mi ricorda moltissimo Office, le primissime versioni, pare Office 95, Office 98, che aveva una barra, quando tu la installavi ti metteva la barra di Office, tu sotto c'avevi la barra di Windows 95, Windows 98 e laterale poi c'avevi la barra di Office dove c'erano sia tutti gli applicativi di Office e sia potevi aggiungere altri pulsanti. Ok, c'era anche l'assistente di Office dentro quella barra. Chi di voi non si ricorda quella graffetta con gli occhi che ci faceva da assistente di Microsoft Office?
e praticamente c'era questa barra di Office che si andava a mettere lateralmente. Quindi io però vorrei vedere se, adesso chiudiamo un attimo Word e voglio vedere sulle impostazioni, vediamo un po', barra di avvio si chiama, di avvio, niente, impostazioni. Allora, oramai sono veramente facilitati con questa barra di ricerca, con questo, diciamo, tool di ricerca, viene ricercato qualunque cosa all'interno del PC ed anche su internet. Oh, come vedete, queste sono le impostazioni del sistema. Allora, schermi e Bluetooth, rete non ci interessa. Oh, aspetto, vediamo un po'. Predefinito oppure scuro, va bene così. Questi sono gli sfondi. Niente, Ubuntu Desktop, posizione delle nuove icone in basso a destra, mostra cartella Home, nascondi automaticamente la dock, no, vediamo la dock, ah ecco, sinistra, la possiamo mettere in basso, track, e qui come vedete si può mettere tranquillamente in basso, tra l'altro però mi dà questa che è la barra delle applicazioni, cioè il nostro start, chiamiamolo così, il menu start, tutto sulla destra, quando noi siamo abituati ad averlo sulla sinistra. Quindi vediamo un po' se ce lo fa personalizzare. Allora, mostra cestino, includi volumi non montati. No, non ce la fa spostare questa secondo me. Schermo primario in basso, modalità pannello da dock si estende fino a fondo dello schermo. Se noi facciamo così si mette al centro, vedete? Se invece facciamo così, a me piace molto più estesa. Ok? Allora, vediamo un po'. Io non vedo anche qui, non vedo più gli screensaver. Boh, chissà perché hanno levato gli screensaver da Linux, che erano così belli. Regione e lingua, queste sono tutte altre cose. Allora, aggiornamenti software, vediamo, dovrebbe essere tutto aggiornato. Controllo degli aggiornamenti. Vediamo se è tutto aggiornato. Adesso l'ho messa sotto la barra, interrogazione è terminato, controllo aggiornamenti, il software è aggiornato, quindi è tutto aggiornato, ok? Allora, mouse e touchpad non ci interessa, benessere, che cos'è? Tempo di utilizzo non disponibile, promemoria di pausa, ovviamente questo serve per limitare l'utilizzo del computer, ok? Che praticamente ogni 8 ore ti si può mettere in pausa e tu ti devi fare una pausa caffè. Questo può servire anche in ambienti di lavoro, per carità, è importantissimo anche. Questa è la luce, l'orientamento, la risoluzione, frequenza di aggiornamento, scala frazione a niente. Energia, vediamo un po', bilanciato, risparmio energetico, schermo automatico vuoto, ritardo, non ci sono più gli screensaver, non c'è niente da fare, multiattività, vabbè, questo è angolo attivo, eccetera, per fare diverse cose, avere anche diversi desktop. L'aspetto l'abbiamo già visto, quello è lo sfondo, che va bene questo qua. E niente, queste sono le impostazioni che sono molto minimali. Allora, quindi andiamo un'altra volta qui, proviamo a mettere l'orologio, allora aggiungi orologio mondiale, sveglie, no, ma io se clicco qua, impostazioni desktop, impostazioni dello schermo, disponi icone, disponi per, mostra scrivania, apri terminale, nuova cartella, cambia lo sfondo, quindi niente, impostazioni desktop icons, niente, quindi posso fare una nuova cartella sullo sfondo, poco e niente. Sulla dock addirittura col pulsante destro non si fa nulla. E niente, andiamo a vedere per esempio se c'è Excel. Ecco, Excel, sbagliato a scrivere, ricerca, ho sbagliato a scrivere, eccolo qua, LibreOffice Calc che si chiama, ovviamente lo trovo anche come Excel, ed ecco LibreOffice Calc sta caricando, eccolo qua, lo sapevi, c'è anche il suggerimento, va bene, mostra i suggerimenti, va bene. E questo come vedete è molto simile a Excel della Microsoft, va bene, Word l'abbiamo visto, andiamo a vedere se c'è un facsimile di PowerPoint, LibreOffice PowerPoint, comunque molto veloce, molto dinamico, una volta caricato il sistema operativo diciamo, è utilizzabilissimo anche in un ambiente virtualizzato, quindi diciamo che c'è la possibilità
vedete, no, è bello, è bello. Allora, non salvare, chiudiamo. Voglio vedere se c'è Chrome. Eh, non c'è Chrome, quindi noi lanciamo Firefox. Non so se serve una... No, basta un clic solo perché sta girando qua. Come vedete l'icona gira. Ok, benvenuti in Mozilla Firefox. Allora, noi qui ci andiamo a scrivere proprio Chrome e andiamo a vedere. Si possono installare gli Ubuntu Restricted Extras add-ons utility al sistema. E penso di sì, tra l'altro io lo devo installare però da qua. Dove sta? Preferenze, add-ons, visualizza. Allora, inserisci CD delle quest add-ons. Ok. Così gli sto montando l'immagine ISO delle quest add-ons di VirtualBox all'interno del sistema operativo Linux, quindi del sistema operativo Ubuntu. Allora, vediamo Debian. Ciao Antonio! Allora, vediamo Debian 64 bit riconosciuto, a me va bene il file.deb per fare l'installazione, fa accetta, installa, questo dovrebbe fare tutto in automatico, praticamente scarica il software e lancia l'installazione, ok? Poi voglio vedere se anche qui c'è Wine per fare l'installazione di applicativi, diciamo, di Windows su ambiente Linux. Allora Deb, questo dovrebbe partire direttamente, infatti sta facendo la lettura, attendere, tanto non è enorme questo file, operazione completata. Ok, vediamo un po'. Ok, Debian etc opt user, questo è il file compresso, ma questo mi sa che si installa, vediamo un po', RPM Fedora OpenSUSE dice, però accetta installa. Vediamo un po' perché non mi ha installato in automatico. Allora, vediamo i download. Apriamo la finestra dei download, sta ancora scaricando. Però strano, il punto .deb me lo dovrebbe installare, ci dovrebbe stare, apri file simile, vai, elimina. No, non c'è installa. E invece il RPM si installerà sicuramente. Quant'è? 113 MB, è diventato Google Chrome. Allora, mentre questo scarica questa cosa, io voglio andare su rarlab.com che contiene WinRAR, un applicativo, non mi tradurre niente, un applicativo per Windows. Allora, andiamo a vedere italiano e voglio vedere appunto, andiamo sui download, ecco WinRAR, se mi esegue un exe, dovrebbe eseguirlo, si è verificato un errore, no, non c'è Wine installato, non c'è Wine. E allora noi guardate che facciamo, allora innanzitutto voglio vedere se c'è Wine, allora, no, era Vine con la W, sì, no, era Vine col W. Allora, non c'è installato Wine. Allora, mentre installa quello, noi ci andiamo a cercare Wine. Allora, Wine Ubuntu 25. Allora, auto install Wine. No, a noi ci serve Wine, proprio il sito suo, che mi pare che è questo, Wine HQ. Mi sembra che era questo. Non, vabbè, traduci e non rompe. Allora, looking for Wine. Allora, for Ubuntu 04, perché Wine è molto comodo. Forum, eccolo qua. Ma c'era, a parte che c'era un comando da dare per installare direttamente Wine. Eccolo, questo qua è il comando. Eccolo qua. Copia. E questo, basta dare questo comando.
c'è il prompt dei comandi qua, la shell, voglio la shell, ma mi date la shell? Che è qua? Come si chiude mo sta cosa? Ah, perché qua si chiude così. Io, no, nuova cartella, apri terminale, oh, datemi sta shell, ok, incolla. Allora, la password era Ubuntu 25. Non lo trova. Non lo trova questo pacchetto su internet, strano. Allora, andiamo a vedere se questo intanto ha scaricato, ehm, ha scaricato Google Chrome RPM e questo dovrebbe, ecco, lettura Google Chrome stabile. Vedete, Linux era molto più facile fare le installazioni rispetto a questo. Questo addirittura non c'è. Ah, etc user, lo so, ma non c'è, diciamo, non c'è diciamo, l'installazione automatica. Ma com'è possibile che mancano le installazioni, cioè che non c'è installato? No, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Allora, dentro download, devo aprire un file manager. Dove sta? File manager. Qui sotto un file manager dovrebbe essere questo. Eccolo, andiamo su download, perché scaricati. Il punto deb dovrebbe partire proprio l'installazione e invece non parte, cioè il punto deb si installa da solo ma anche sulle vecchie versioni di... No, è incredibile. Vabbè, io posso pure estrarre, ma tanto non c'è... No. Dovrebbe farlo tutto da solo questa operazione e poi andare pure a cancellare tutti i dati inutili. Questo però me lo vede come file compresso e non c'è, poi facendo col destro dovrebbe starci installa. Se io faccio estrae qui, no? Lui me lo estrae, sono d'accordo. Però in teoria dovrebbe partire l'installazione sia dell'RPM, per carità, ma anche del punto .deb, quello Debian, sì sì, dovrebbe funzionare anche qui, l'estrazione completata. Ma qui non, no, non ci facciamo niente se... No, no, è questo. Impossibile, vedete? Niente, no, no. Selezione applicazione, annulla. No, non può funzionare così. Boh. Vabbè, questo me lo devo studiare, ne sono cosciente. Elimina. Sposta nel cestino. 3 file spostati nel cestino, niente. Allora, invece voglio andare a MD64, forse questo è CTRL C, copia, andiamo dentro il terminale, dove sta il terminale, incolla, ma dovrebbe funzionare. Pacchetto non trovato, sudo apt install, WinEQ da un level, wine, oh, e dovrebbe essere così, oh, ma veramente, cioè era di una facilità perché bastava dare il comando. Proviamo ad abilitare l'architettura a 32 bit, vediamo un po', questo abilita l'architettura a 32 bit, ok? Però mi sa che wine non è più qua dove si trovano i file, Niente, non trova il pacchetto perché mi sa che questo è un thread vecchio. Quindi niente, bisogna trovare un thread nuovo. Ok. Allora, di alcune varie installazioni di Vino su Ubuntu 22.04, ma io ho detto 25.04, 25.04, 04.
Win Ubuntu 25.04 install. Ci deve stare auto install, vabbè, i video non mi interessano. Solve dato install, vabbè, vediamo pure in 25. Vabbè, vediamo un po', questo è linux.org, diciamo l'ufficiale, quindi vediamo, va bene, acconsento, va, qua tanto poi questo lo chiudo. 3 Debian install Win Ubuntu 04. Allora, eccolo. Vediamo, prima questo, copia e lo incollo qua. Questo è il primo comando da dare. Trovato, trovato, trovato. Ok, lettura elenco delle dipendenze e sta, ok, è aggiornato. Ok, e vediamo, copia, dopo che ha fatto l'aggiornamento, vediamo se va a installare Wine. Continuare? Sì. Ok, e sta installando Wine, vedete? Per Ubuntu. Cioè, se le cose devono funzionare, funzionano. Io mi potrei pure mettere a studiarmelo un attimino, però non so quali sono, dove stanno, dove risiedono i pacchetti su internet, e quindi vedete, questo sta prendendo tutti i pacchetti da internet, capito? Quindi bisogna sapere, vedete, http t-archivio ubuntu.com /ubuntu plugin, tutte quelle cose bisogna saperle dove stanno, e sta tutto quanto poi scritto nel file che viene eseguito facendo quel comando sudo. Sudo significa prenditi i comandi di root di amministratore ed esegui questo, ok? Quello serve sudo. Quindi è un comando che su Linux è usato tantissimo, sudo, ci mancherebbe, avanzamento 0%. Vediamo quanto ci mette, perché vorrei poi provare ad installare appunto WinRAR, la versione per Windows del compattatore RAR. Ok, vediamo quanto ci mette. Ma questo sta facendo sia, diciamo, l'aggiornamento dei pacchetti che gli servono per installare Wine, perché Wine per funzionare non è una cosa semplicissima, perché prendere un qualcosa che richiede delle DLL, un registro di configurazione e determinati requisiti, e farlo funzionare su un qualcosa che questi requisiti proprio non sa neanche che cosa sono, perché Linux non si basa su un registro di configurazione, su DLL, eccetera. Linux si basa su tanti file di configurazione, è completamente diverso dall'ambiente Microsoft. Microsoft, da quando fece Windows 95 a Windows 11, si è sempre appoggiata su un registro di configurazione e su un mare di DLL, e poi su tutti i vari driver e su tutto quanto, mentre Linux ha un kernel, un cuore che poi viene supportato da tanti altri file di configurazione che vanno, diciamo, quando richiesto, ad caricare tutti gli altri file necessari a far funzionare il sistema operativo. Però diciamo è diciamo, un'idea completamente diversa. Infatti il mondo Linux ed il mondo Microsoft sono completamente diversi, non c'è proprio niente di simile tra i due mondi, ok? Quindi diciamo che l'ambiente Linux è considerato molto più stabile proprio per questa sua flessibilità e questa sua facilità di disabilitare proprio parti del sistema operativo che sono inutili, in modo molto più semplice dell'avvio di Microsoft di andare con CCleaner a pulire i registri, che tanto io per esempio ho CCleaner che mi parte sempre in avvio, ho voglia di levarlo dal registro di configurazioni, da tutte le parti msconfig e tutto quello che volete voi, però a me mi parte sempre, una volta che io avvio CCleaner, poi mi trovo che quando riavvio il computer mi parte CCleaner in esecuzione automatica. È una noia mortale, mentre su Linux, se uno vuole andare a eliminare, vai nel relativo file di configurazione, elimini da lì la voce e stai tranquillo che quell'applicazione non ti parte più in automatico. Ok? Oh, vediamo, che sembra che abbia finito,
Ora dovrebbe ricomparire il prompt dei comandi e avremo fatto l'installazione di Wine. Oh, perfetto. Tra l'altro raramente Linux ha bisogno di essere riavviato. Quindi noi andiamo qua, andiamo sul file manager che avevo aperto, eccoci qua, scaricati. Adesso proviamo a cliccare su questo. No. Andiamo a vedere se ce l'ho qui. No. Wine. Allora va configurato adesso Wine. A parte che sta ancora girando qualcosa comunque. Oh, vediamo un po'. No, non era quello. Non lo vedo Vine. Ah, Vine forse, eh? No. È Wine col W. Perché non c'è? Non c'è. Questo è soltanto un font a questo punto. Carattere copiato. Niente, questo è il font di Wine. Ah, ecco, ora vediamo un po'. Guarda, 32 is missing, should install it as root. Wine meno version, vediamo un po' se risulta installato. Questo incolla. Wine 9 è installato. Wine 9 risulta installato. Facciamo una cosa, riavviamo così mi voglio rendere conto anche di quanto tempo ci mette a riavviarsi. Allora, Linux si riavvia sempre da qui in alto a destra, eh. Allora, via cavo, via quello, via quell'altro, qua facciamo, riavvia. Ok, riavvia e questo fa lo spegnimento. Vediamo se ci mette anche meno tempo a riavviarsi. Oh, secondo me devono senz'altro togliere questa parte testuale, metterci una GIF animata, un'animazione, una NIM piccolina e non far vedere tutte queste informazioni tra virgolette in modalità terminale, perché alla gente comune non gli interessa niente, tutte queste scritte, quindi andrebbero completamente eliminate e diciamo andrebbe messa un'immagine animata di avvio del sistema operativo senza più tutte queste informazioni in modalità testo. Questa è un'altra cosa che secondo me andrebbe fatta, senz'altro non, è inutile mostrare tutte quelle cose. Se uno ha degli errori in avvio o dei problemi, allora magari abiliti una versione di debug e a quel punto in modalità debug io posso vedere tutto quello che viene lanciato in avvio del sistema, ma normalmente a me non interessa vedere tutto. A me utente normale, lasciate stare che io pure in passato ho lavorato su macchine Unix, su Sun e quindi su grandi macchine, su grandi server Unix e su Linux anche, anche grandi server Linux, però a me attualmente che adesso sono diventato un utente, non sono più un sistemista e a me tutto questo non interessa, tutte queste scritte, cioè levatelo e lasciateci una bellissima animazione, anche magari breve, piccola come occupazione di spazio, ma magari ok, vediamo che ha ricaricato, non ci mette tantissimo, devo dire la verità, non è proprio lento l'avvio di questo sistema operativo, soprattutto su una macchina così vecchia come la mia. Allora, voglio vedere Wine, adesso se esiste, ricerca, niente, non lo trova, eppure ci dovrebbe essere. Allora, vediamo se adesso da qui io vado su scaricati e niente, qui ci dovrebbe essere Wine. Apri con file roller.
questo è un eseguibile, dovrebbe, se io faccio doppio clic dovrebbe aprirlo con Wine, invece non mi darà errore, guarda, sta leggendo sul disco, anche perché questo file è piccolino, è solo 4 mega, niente, apri con FileRoller, si è verificato un errore durante, sì, perché questo è Windows, niente, qua non funziona Wine, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Oh, vediamo qua se ci sono le cose aggiuntive. Allora, installiamo gli add-on aggiuntivi. Questo è The Windows, questo è The Windows, questo è The Windows. Ho l'APK, VBox, DAR, WinAddition, PKG, Solaris. No, quello è per San Solaris, questa è questa qua. Allora, VirtualBox, APK, Solaris no. Ma vedo però che per installare queste cose aggiuntive, cioè per installare qualunque cosa, è molto più macchinoso rispetto alle vecchie versioni in cui ero abituato io, Qua come si torna indietro di una cartella? Ma... Cioè, Ubuntu era diventato facilissimo da usare, No. Era diventata una stupidaggine, invece in questo caso non mi pare proprio. OS2 Warp no, Windows 11, Windows Add-ons, Windows Add-ons, Windows Add-ons, VirtualBox, Darwin Additional, Uninstall. Ecco, punto run, vediamo un po' se questo viene eseguito. Ma non mi pare proprio. Questo va dato ancora da riga di comando. Quindi io mi vado ad aprire il terminale. Poi devo andare su CD0, come cacchio si chiama questo? Slash media. Perché bisogna fare il file system, qua è montato ls, qua non c'è niente. Qui sto dentro VirtualBox, slash media, bash, no, è una directory. Lo so che è una directory. cd media. Ah già, perché se faccio ls qua non c'è. Ah sì, c'è sto dentro media, musica, documenti, modelli pubblici, scrivania, video, immagini, musica, scaricati, swap. Ma scusa, ma io scrivo qui wine. Ok, quindi voglio vedere dentro scaricati. Devo andare dentro il cd scaricati. Ah no, perché ovviamente questo è case sensitive. cd scaricati. Ok, ls per avere la lista dei file. E adesso ci metto wine winrar.exe. Guardate, vedete che funziona. Copia, incolla. Wine, create the configuration directory Ubuntu 25.wine. Oh, vedete che funziona. Eccola qua, la configurazione Wines è in corso, è in aggiornamento. Aspetta un momento. Vedete che funziona Wine? Io piano piano mi ricordo tutte le cose, ma io queste le facevo proprio a occhi chiusi, ma proprio con una facilità incredibile. Purtroppo sono passati dal 2009
al 2025, tanti anni, troppi anni e poi non solo, ma queste distro sono diventate quasi tutte quante grafiche e quindi, ciao Mirko, sono diventate tutte quante grafiche e quindi via terminale si utilizza poco e niente. Però voglio vedere se riesco a far funzionare file development interface, local server file to open RPCS services e quindi si sta aggiornando. Aspetta un momento, io vedo dall'iconcina lì in basso che sta appunto leggendo, scrivendo, facendo un po' tutto. Ah, voi non ce l'avete l'iconcina? Sì, sì, ce l'avete l'iconcina lì in basso dell'hard disk. Mettiamolo, portiamo avanti questo. Wine. Aspettiamo un momento perché sta praticamente aggiornando Wine. No, perché se riesco a installare Wine su Ubuntu 25 non è male, eh. Poi semmai vi metto la stringa. Oh, funziona, funziona. E vai, funziona. Installiamo WinRAR che è per PC, per Windows. Lo installiamo su Ubuntu. Funziona. Quindi adesso posso diciamo, installare gli applicativi Microsoft qui dentro. Quindi se io adesso qua scrivo WinRAR, eccolo, WinRAR mi parte con Wine. Eccolo qua, funziona! Funziona ragazzi, funziona. WinRAR è pronto. Funziona. Se funziona, funziona. Guardiamo un po', io ci provo a spostare dentro. Oh, qui c'è qualcosa che non va. Chiudiamo. Ok, qua gli diciamo ok. Questo è desktop di WinRAR per Windows. Mi serve un file manager, mi serve scaricati. Ecco, spostiamo. Ci voglio mettere questo qui dentro. E funziona, vedete, mi crea un file.rar. Vediamo pure. Funziona, no? Bene, benissimo. Porca miseria. Guardate come funziona bene. Sta comprimendo un file così a casaccio, quello che avevo scaricato prima. Oh, è più facile installare gli applicativi Microsoft che quelli Linux dentro, cioè Microsoft, applicativi Windows, piuttosto che quelli Linux dentro questo Ubuntu. Mamma mia! Però sono stato in grado di installare Wine da riga di comando, il che mi fa molto piacere perché mi riporta un po' indietro nel tempo. Allora, ok, quindi adesso funziona bene. Tra l'altro voglio vedere, a questo punto voglio provare a installare la versione per Windows di Chrome. Visto che non ci sono riuscito a installare Google Chrome per Linux, adesso mi vado a scaricare Chrome per Windows. Dopodiché ci salutiamo perché si è fatto tardi. Allora, andiamo qua. Anzi, apriamoci perché poi a me servirà di mettervi, diciamo, allora, questo è quello che io ho fatto, sì. Allora, CTRL C, me lo butto un attimino qui, Renato De Vita, CTRL V e vai col tango. No, che è qua? Questo devo fare. CTRL C, CTRL V, no. Ah, CTRL C qua non funziona, c'ha ragione, devo fare copia, se no qua, no. E come faccio qua? Scusa, io faccio copia,
si è impiantato tutto. Ah, funziona più niente qua. Non è che non funziona più niente, ma si è piantata la macchina virtuale. Incredibile. Non funziona più la macchina virtuale. E vabbè, oh, si chiude. Salvare lo stato della macchina. Spegni la macchina. Salvare lo stato della macchina, voglio vedere. Ovviamente ora mi farà un filetto, vedete, un file che mi va a salvare lo stato della macchina e voglio vedere se riavviandola, tanto ci mette 30 secondi più o meno, fa un file tipo da 8 giga con lo stato della macchina, il file è grande quanto la RAM, quindi mi va a fare sulla mia macchina reale un file da 8 giga per andare a riaprire poi la macchina virtuale esattamente nello stato in cui è, però se è bloccata voglio vedere se rimane bloccata. Ecco, ha quasi finito, sta al 77%, tanto ci vuole poco, e voglio vedere, perché sono tutte feature che io sto, diciamo, provando insieme a voi. È bello questo sistema operativo, solo che sto fatto che sia bloccato mi dà da pensare. 98%, attenzione che ha finito, 98%, sta finendo. Vediamo poi la rilancio subito. In lettura ovviamente è molto più veloce perché in scrittura è più lento. In lettura diventa più veloce, quindi ad avviarsi ci mette molto meno tempo. 98%, sta scrivendo, io ho i LED dei miei hard disk e vedo che sta scrivendo parecchi dati sul disco, quello là, serialata 3. Ok, ma sta ancora scrivendo un sacco di dati, ma che caspita, 98%, oh, c'è niente da fare, sta scrivendo, ok, 100%, 100% e mi dovrebbe chiudere la macchina virtuale. Perfetto, me l'ha chiusa e ripassiamo ovviamente. E adesso io la vado a rilanciare, la rilancio e ovviamente a voi vi devo... Ah no, non ve la devo ricambiare, sì, ve la devo ricambiare per forza. Mo sta caricando, capirai. Allora, questa ve la metto, no, annulla, ma me l'ha avviata sta macchina virtuale? No, sta ancora avviando. C'è la miseria. Non si è ancora avviata l'altra macchina virtuale. Che caspita. Accensione della macchina virtuale. Sta ancora accendendo. Porca miseria. Ma a me mi risultava, adesso mi sta leggendo tutto sul disco C, sul disco di sistema, dove io non ci vado a mettere nulla, 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 però vedo che è il disco di sistema che sta leggendo. Ecco. Ah, ecco, ma ha cominciato a leggere, ovviamente adesso compare la macchina virtuale, adesso c'è, proprietà, andiamo a mettere la macchina virtuale, me l'ha cambiata. Ecco. Ok, l'ha ricaricata, però mi sembra che non sia cambiato. Ah no, sta facendo restoring virtual machine e sta al 2%. Ah miseria, 3 minuti a fare il restore di una macchina precedentemente salvata. Ah no, 100%, ok. No, mi aveva detto 3 minuti, però come vedete rimane bloccata. Ok, facciamo un'altra cosa. No, no, è bloccata però, si è bloccato Linux. Ma pensate, Linux che non si blocca mai si è bloccato.
Ma pensa te. Allora. Adesso sta scrivendo un sacco VirtualBox dentro il mio sistema principale. Ma che si sta scrivendo? Allora, non salvare niente, spegni, ok, spegni. Ok, e adesso io la rilancio esattamente da zero. Ok, quindi dovrebbe ripartire il sistema operativo da avvio proprio. Senza, ecco, accensione della macchina virtuale, adesso è già partita, quindi adesso ve la cambio. Ok, ok, Ubuntu, ok, come vedete sta ripartendo Ubuntu. Ve lo lascio così perché tanto si ingrandisce quando viene caricato il driver grafico, ok? Allora andiamo a vedere, perché io non ho capito mica come mai si è bloccato tutto. Ok, si sta avviando questa macchina e vediamo quello che succede, Sta partendo. Bah. Mamma mia, i moduli che si va a caricare in avvio, Ci sono tutti i servizi e moduli che si carica Linux in avvio, Sono tanti moduli, Pensate Windows che invece fa tutto tramite registro di configurazione, DLL.sys, un mare di roba. Ok? Oh, è un po' più lento perché vedo che mi sta lavorando il disco C, non so perché, qualche aggiornamento di sistema dal punto di vista Windows 7, dal lato Windows 7 si sta aggiornando qualcosa. Ok? Quante ore so che sto in live? Un'ora e 39 di live. E questo è un po' più lento comunque, richiede più risorse questo Ubuntu 25, Allora, sta caricando, carica, 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 Ok, ecco l'ambiente grafico, perfetto. Io vado a togliere questo e volevo lanciare questo. Vediamo se parte Firefox. Mi dovrebbe partire Firefox. Sta girando perché si sta ancora avviando, Ok. Siamo speciati, c'è un problema con il ripristino delle pagine. Non ce ne frega niente. Comunque sta qui, solved, questo qua. Va bene. Allora, volevo vedere Chrome. Scarica Chrome, però io voglio quello per Microsoft. Quindi Chrome per Windows. Dove sta? Allora, Chrome Windows 11. Scaricare il programma Chrome. Download Chrome. Stable. No, per Windows a me mi serve, Stable, architettura 64 bit. Accept and download. Questo sto scaricando Chrome per Windows. Andiamo a vedere i download. Eccolo, sta scaricando Chrome per Windows. Ci mette poco. Noi andiamo a vedere nella cartella. Adesso che è configurato Wine, questo si dovrebbe installare proprio. Tra l'altro è .zip pure, vabbè. Non c'è problema, Allora, estrai qui. Estrai. Chrome Enterprise. Mazza, Chrome Enterprise questo è. Ma no, ma a me non mi serviva Chrome Enterprise. Download Chrome Browser for Windows. Bundle. Perché mi ha scaricato sta Enterprise?
Legacy Browser Support, Google Chrome Standalone. Ma no, ma... Oh, qui questo è, Windows. Oh. Ah, Chrome Enterprise. Quale Enterprise? Ma perché Enterprise? CH Chrome Download. Ma quale Enterprise? Scarica ora. Grazie per il download di che? Io voglio scaricare la versione per Windows però. Scarica Google Chrome. Navigazione sicura. Rendi l'ottobre, personalizza. No, ma io voglio andare perché questo lo dice, rileva in automatico. Scarica Chrome. No, per Linux. Dove stanno altre versioni? A me non mi serve per Linux. Metti in pausa, sicurezza. Oh, Chrome. Porca miseria, perché questo riconosce in automatico che qua è Linux. Ma io voglio la versione per Filippo. Filippo.com. Chrome. Vabbè, accetta e chiudi. Chrome. Chrome download. Anzi no, andiamo a Chrome proprio 64 bit questo. Chrome, cerca, download, chiudi. Oh, Chrome 64 bit per Windows. Avast non mi interessa. Non ci interessa. Ok, download Chrome. Ma no! Oh, porco Giuda! Click download, no. No, opera. Vediamo se l'ha scaricato. No, questo è punto zip che è l'Enterprise. Aggiorna. Relaunch download. Allora, ci dovrebbero stare pure le altre versioni. Posso andare a cercare le versioni più vecchie qui. Non mi ricordavo che era così complicato, eh? Questa dovrebbe essere l'ultima versione, però è Coder version. La 103. Mi va bene pure la 103. Chrome setup.exe. Changelog. Questo è Avast, questo è Opera, lì è Opera. Dove sta per scaricarlo? 103 download. Oh, eccolo qua, Chrome setup, finalmente, sì. E che ci è voluto? Oh. Ok. Apri file. E mo dovrebbe partire Wine. Niente. Quindi Wine mi tocca lanciarlo ogni volta da riga di comando. Quindi apri terminale. Ok. ls
questo è il punto rar, cd punto punto, ls per fare la directory, scaricati, cd scaricati, ls, WinRAR è, eccolo, Chrome Setup, quindi wine, questo qua, copia, incolla, ok, e vediamo se riesce a installare pure Chrome Standalone Setup.exe. Ci dovrebbe riuscire. Mo si ripianta, guarda, Si è ripiantato, no? Chrome Installer. Sembra che sta installando. E questo è Chrome per Windows, non per Linux. Ah, qui ovviamente mi dice che non ho i diritti d'amministratore, Qualcosa sta facendo. Waiting to install. E sta installando. Qualcosa sta facendo. Vediamo. Installing Chrome. Cioè io praticamente utilizzerò Chrome for Windows su Ubuntu 25. Questo è quello che farò. Comunque sto un po' arrugginito, però vedo che mi basta poco e ci riprendo subito la mano, tanto tempo che non mettevo le mani su Linux. Però riesco a far funzionare le cose, Installing. Dai che mo ci salutiamo che è quasi l'una. Mancano 2 minuti all'una. Quindi poi ci salutiamo. Finito di installare Chrome e lo faccio partire e poi ci salutiamo. Installation complete, close, ok, e adesso io se qua ci scrivo Chrome, quello è il setup, caspiterina non lo trova, chrome.exe, no, dove l'ho messo? WinRAR e qui ce l'ha messo, ma Chrome secondo me non ce l'ha messo perché non avevo i privilegi di root. Vabbè dai, basta, ci siamo divertiti, è stato installato, però ovviamente mi ha dato dei problemi e quindi dovrei rilanciarlo sempre da qui. Chrome comando non trovato. Niente, perché questo va fatto col sudo. Andava fatto così. Questo è Ubuntu 25. Ah, ho sbagliato, Ubuntu 25. Vedete? È un altro pianeta così. Va fatto col sudo, se no non c'ho i privilegi di amministratore e non funziona un tubo. Ok? Anche se qui qualche errore me l'ha dato, però è partito wine. No, ma senza wine non può funzionare ovviamente, perché
I due ambienti, come vi ho detto, sono completamente diversi. Senza Wine diciamo in background non funziona niente. Cioè le applicazioni per Windows su Linux senza Wine in background non funzionano. Eh, quindi diciamo che prima era partito in una modalità tra virgolette quasi in read only, in sola lettura, e quindi non ha funzionato niente. Vedremo che funzionerà tutto, funzionerà anche Google Chrome per Windows su Linux Ubuntu. Ci sarà da aspettare qualche minuto. Wine, ok? Aspetta un momento e vabbè, si aspetta un attimo e poi gli applicativi funzionano, quindi bisogna sempre prima lanciare Wine da amministratore, bisognerebbe metterlo in esecuzione automatica proprio in avvio del sistema e allora sì. Ok, Wine has been updated, come vedete l'ultima riga di comando sotto, e quindi adesso dovrebbe in automatico partire l'installazione corretta di Google Chrome. Ok? Andiamo, voglio vedere, vedo che sta leggendo parecchio sull'hard disk, eccolo qua, on your marks, Google Chrome, go, on your marks, poi anche questo che è parzialmente tradotto, questo Ubuntu, ecco, una cosa che andrebbe detta è che va finito di tradurre in italiano, quindi converrebbe installarlo direttamente in inglese perché in italiano non è completa la traduzione di questa versione 25 uscita da pochissimo, quindi conviene attendere un po' e poi andarsi a installare una versione sempre 25, però una sotto release dove la traduzione in italiano è stata completata, perché così sinceramente è mezza italiano, mezza inglese, non si capisce niente. Downloading, waiting to install, Google Chrome installer, installing, ok, sembra che va bene, sembra che funziona. Ovviamente senza sudo non poteva funzionare, non aveva i privilegi di amministratore per fare l'installazione, non aveva i privilegi di root, come si dice in Linux. Oh, volevo sentire anche questo disco. Vedete? Questo disco è spettacolare. All the best di Paul McCartney. Subito appena finita la live andrò a mettere il voto positivo al venditore. Comprato su Discogs questo disco, molto molto bello, me lo voglio ascoltare, mi piace, mi piace. Installation complete, vediamo un po' se l'ha messo tra le applicazioni. Qua io ancora non lo vedo, vediamo qui Chrome, no, Debian e ARM, niente, ma un trusted desktop file, consenti avvio, proprietà, e c'è. Oh, funziona, che figo, funziona. Welcome to Chrome, questo è Chrome per Windows installato su Ubuntu Linux. Vabbè, io welcome Rai. Allora, rai.it.
sta leggendo parecchio. Sta leggendo parecchio, quindi è tutto rallentato. È tutto rallentato. Ok, funziona, oh. Funziona, ovviamente cioè, è tutto rallentato, tutto è... continua senza accettare. Vabbè, c'è il Papa, brava, la prima omelia del Papa. Leone XIV, speciale GR1, vabbè, ora in diretta. Questo è tutto il sito della Rai, vedete? Andiamo a vedere se apre pure YouTube, dopodiché ci salutiamo perché... Allora, andiamo a vedere. Ma come non lo apre? Lo apre, lo apre. Eccolo qui. E poi voglio vedere un'ultima cosa, se c'è restaurato anche VLC anche qui. VLC ricerca. Mi sa che è un'installazione molto minimale questo Ubuntu. Non mi è piaciuto tanto questa versione, anche perché il file ISO è gigantesco. Non è piccolino il file ISO, Porca miseria, sono 6 giga mi pare. Quanti giga so? Ve lo dico subito perché so parecchi giga il file ISO. Aspettate, lo sto cercando. 6 giga e 100, so il file ISO. Nessun risultato. Porca miseria. Beh, YouTube, youtube.it, vediamo. Eccolo qua YouTube. C'è YouTube. Quindi VLC non c'è. Snap, reload, something were wrong. Niente, non riesce a caricare, vabbè, ovvio, questi tutti i plugin, tutte le varie cose sono tutte per Microsoft e non per Linux, quindi diciamo che va perso tempo perché tutti i plugin che sfrutta anche il sito YouTube, eccetera, sono stati fatti per Microsoft. In questo caso Chrome va a cercare tutti i plugin per Microsoft, per Windows e non per Linux. Quindi diciamo non può funzionare così, non è così semplice, diciamo ha perso tempo, però è una cosa che si può fare, si può fare! Ma se avessi avuto la clip, la clip, vabbè, niente, allora andiamo a spegnere, via cavo, spegni, spegni, ok, si fa lo shutdown. Taradan, 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 e abbiamo installato anche Linux Ubuntu 25. Ok? Allora io direi torniamo in sede, ok, perfetto. La mia passione per i vinili, Allora, grazie di essere stati qui con me, grazie a chi vedrà questo video in differita, grazie mille. Abbiamo installato insieme Ubuntu V25, anche se non mi è piaciuta per niente questa release di Ubuntu, forse ancora la 24 va bene, la installeremo anche la 24 insieme. Così vedremo anche se le traduzioni sono state fatte correttamente, se il pacchetto software che viene fornito è sufficiente, perché per esempio ecco VLC ci dovrebbe stare, cioè quindi diciamo mancano delle cose che verranno secondo me aggiunte in seguito, diciamo durante quest'anno, quindi vedremo anche altre versioni V25 man mano che escono. Vi invito ad andare sul gruppo, c'è il link in descrizione del video YouTube, sul nuovo gruppo Telegram dedicato alle distro Linux, tutte belle ordinate, e niente, io vi do appuntamento alla prossima live, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo presto, che dire, buon proseguimento di giornata, sono le ore 13:10 di questo 9 maggio 2025. Un saluto a tutti e grazie veramente per essere stati qui con me.
ok? Quindi vediamo un po' se riesco a trovare Reni Retro, intro, finale Reni Retro, dove sta? Reni Retro, intro, finale Reni Retro. Ok, grazie mille di essere stati qui con me e ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti! Thank you.